Benessere e gusto è il titolo del convegno di educazione alimentare e culinaria organizzato dall'associazione Core Onlus, da sempre impegnata a sviluppare servizi complementari per le cure di persone affette da cancro. L'incontro è stato svolto grazie al patrocinio gratuito del Parco Archeologico Valle dei Templi presso la Casa San Filippo di Agrigento, durante il quale ad approfondire le tematiche sono intervenuti il dottor Dario Incorvaia, biologo e nutrizionista, e lo chef Salvatore Gambuzza. L'associazione Core Onlus oggi ha voluto promuovere un evento, un incontro dove contiamo di far interagire anche chi partecipa con i nostri due biologi nutrizionisti che ovviamente ci illustreranno, ci faranno conoscere, ci spiegheranno quelle che sono le nostre materie prime e la loro interazione. Questo incontro è stato pensato oltre per una causa di cui noi ci occupiamo, che è legata ai pazienti che soffrono di tumori, ma abbiamo voluto anche allargare e invitare la città di Agrigento, i cittadini di Agrigento ad interagire in questo incontro, proprio perché secondo noi dall'educazione alimentare inizia quello che è un percorso sano di vita. Tra le autorità presenti, Gerlando Riolo, assessore alla salute e alla sanità. Questo incontro di stamattina dà la possibilità di approfondire alcune tematiche che, sebbene siano note, però non sempre riescono a entrare nella testa delle persone. Siccome è chiaro che l'alimentazione è alla base sia di patologie in generale, non di tipo neoplastico come l'ipertensione, come il diabete, come le dislipidemie eccetera, ma purtroppo oltre a questo tipo di patologia influenza, interessa e fa peggiorare sicuramente anche le malattie neoplastiche, per cui vi sono delle patologie appunto neoplastiche che trovano una loro spiegazione anche nell'alimentazione. È nozione comune ormai che per esempio il tumore del colon sia favorito dal consumo eccessivo di carne, soprattutto di carni rosse, per cui il fare un punto e fare chiarezza su questi argomenti è sicuramente una cosa positiva, una cosa da assolutamente sostenere.